Io vorrei capire come mai chi di dovere del comune non sia ancora in grado di intervenire riguardo il degrado e l'immondizia che regna su tutta l'area. Strada Feltrina-Treviso trasformata in vera e propria discarica a cielo aperto. Gli attuali edifici di proprietà del comune sono stati recintati perché nel breve periodo dovranno essere demoliti. Purtroppo però rifiuti di vario genere sono stati lasciati all'interno delle recinzioni, oltre che molti altri vengono continuamente abbandonati nella notte con estrema nonchalance. Non vedo nessuna logica di recintare le palazzine con i rifiuti all'interno che creano abbastanza un ambiente non adatto. Rolando Cozzolino è un residente che abita nel quartiere di Monigo da molti anni ormai e indignato ha deciso di rivolgersi ai nostri microfoni per denunciare una situazione che stona totalmente con gli standard di una città come Treviso. Ho fatto segnalazione alla polizia locale, l'ufficio antidegrado, ma non ho risolto nulla. L'indignazione del signor Rolando è tanta e chiede direttamente alla pubblica amministrazione se la situazione del degrado in strada Feltrina dovrà continuare a lungo, favorendo così il proliferare di insetti e ratti, oltre che malattie. È vero che le palazzine sono in fase di demolizione, però la gente che è ancora qui vorrei capire cosa deve fare. Cioè, vorrei capire se noi siamo cittadini di serie zero o se siamo cittadini normali che hanno il diritto di vivere in un ambiente, in un contesto normale. Ed ecco quindi il suo appello. Questi rifiuti, questa immondizia che viene sistematicamente messa qui sia smaltita. Non si può vivere in queste condizioni, non si può.